Isole sono appunto anche famosi per avere questo abbigliamento così prezioso. Stiamo nella zona del Nuorese, in un posto che ha belle tradizioni nel ballo e nel canto a tenore. Uliana, eccoli qua, il gruppo folcloristico che porta il nome del ballo suggestivo, Sudurdurinu, eccoli qua. Gruppo folk Sudurdurinu di Oliena. Sudurdurinu è un po' del patrimonio etnocoreutico di questa comunità, che ha conservato sia questo tipo di ballo solenne, un rito, e altri balli che forse hanno anche un significato propiziatorio, magico popolare, insomma molto importante comunque nel contesto delle danze di questa comunità. Esarziu o Sarziu, come si pronuncia, sembra molto difficile dirlo come lo dicono gli olianesi, ma certamente è quel ballo che ha una leggera cadenza e ha dei ritmi davvero straordinari e un'evoluzione suggestiva. Francesco Ticca, anche lui naturalmente di Oliena, seguirà con l'organetto diatonico il ballo degli uomini e delle donne del gruppo Sudurdurinu di Oliena.
E questa era la proposta così suggestiva del gruppo Durdurinu di Oliena. Anche a loro naturalmente va il nostro ringraziamento, intanto per quello che ci avete offerto stasera, ma certamente anche per quello che fate naturalmente per la cultura popolare, per la divulgazione di questi bei patrimoni che avete in questa bella località della nostra isola. Quindi grazie, e grazie anche a Francesco Ticca naturalmente. Accomodatevi pure, anzi Francesco, se anche la musica accompagnali pure per lasciare il palco, così